Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tantissime le notizie che arrivano dalla nostra regione, alcune sono ancora in via di definizione, come si suol dire, quindi ve le daremo poi nel corso della nostra informazione. Come sempre la cronaca per aprire il nostro telegiornale, ma anche le notizie di attualità, un'attualità quella riguardante la crisi energetica che ormai sfocia spesso purtroppo nella cronaca, con famiglie, aziende, imprese e anche i comuni in estrema difficoltà in questo periodo e anche nell'immediato futuro. Manca un poco meno di 2 mesi a Natale e la programmazione anche degli enti deve guardare pure a quel periodo che dovrebbe essere di rinascita e di partenza, invece che quest'anno probabilmente sarà molto difficile per tutti. Tante, dicevamo, le notizie dal Veneto. Cominciamo con la cronaca che arriva dalla provincia di Vicenza. Aggredisce e accoltella alla gola una persona, spacciatore espulso. Vediamo. Lo ha aggredito e accoltellato alla gola, dandosi poi alla fuga, ma è stato rintracciato dagli uomini della questura. Tutto è successo ieri mattina, quando le pattuglie della squadra volanti sono state inviate in emergenza in via Rattazzi e poi in viale San Lazzaro, dove un cittadino serbo, noto alle forze dell'ordine, aveva segnalato di essere stato attirato da un altro straniero, conosciuto come spacciatore di droga, allo scopo di proporgli l'acquisto di sostanze stupefacenti. Dopo aver accettato l'offerta, al momento del pagamento della dose, l'acquirente è stato minacciato dallo spacciatore con un coltello perché voleva impossessarsi dei 40 euro in contanti che l'uomo teneva nelle tasche dei pantaloni. La vittima, durante il tentativo di opporsi, sarebbe stata però spintonata e colpita in viso dallo spacciatore con un coltello che gli ha procurato dei tagli al volto e al collo, per poi darsi subito alla fuga. Medicato al pronto soccorso dai sanitari, il ferito è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Lo spacciatore, 19enne, ghanese, con a carico numerosi precedenti penali per rapina e altri reati, è stato rintracciato e denunciato per rapina aggravata e lesioni. A suo carico è stato emesso dal questore un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Oggi giornata di super lavoro per la Guardia di Finanza in Veneto. Dovrebbe arrivare anche un contributo piuttosto importante dalla nostra redazione padovana per un'informazione riguardante una frode fiscale che ha portato a sgominare una banda che operava nel settore del pellet, tema quanto mai di attualità in questi giorni, ma questo lo vediamo fra poco, perché la Guardia di Finanza di Rovigo ha messo gli occhi su un carico di 21 tonnellate di generi alimentari non sicuri, perché con etichettature non conformi alle norme europee, quindi 21 tonnellate di generi alimentari sequestrati dai finanzieri di Rovigo su un camion in transito lungo la statale 309 Romea. Il tir era diretto verso un'azienda del centro Italia specializzata nel commercio di alimentari. A bordo del mezzo pesante c'erano bevande, birra, preparati alimentari, dolciumi, carni, salumi per un valore di almeno 200.000 euro. Il responsabile del carico verrà multato con una sanzione che va dai 3 ai 24.000 euro, con diffida di etichettare i prodotti destinati al consumo alimentare secondo le norme vigenti e anche con descrizioni che devono essere in lingua italiana. Per quanto riguarda invece la Guardia di Finanza di Venezia, al termine di articolate indagini di polizia giudiziaria è stata individuata e denunciata alla Procura della Repubblica una donna di Marcon che avrebbe simulato sin dal 2014, quindi per 8 anni, la completa mancanza della vista, percependo erogazioni assistenziali da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Quindi una falsa non vedente. In particolare, leggiamo la nota che ci è stata inviata dalla nostra redazione, i militari, partendo dall'approfondimento di informazioni acquisite sul territorio, hanno esaminato la documentazione sanitaria e l'iter di riconoscimento della malattia, culminato in una diagnosi di cecità assoluta certificata dai medici dell'INPS. I pedinamenti però hanno permesso di scoprire che non era proprio così, quindi poi vedremo nel corso della nostra informazione che cosa effettivamente è successo. Adesso torniamo a Vicenza per vedere il Comitato Ordine e Sicurezza in questo momento così particolare, quali sono le azioni nel mirino.
Adesso valuteremo con il comandante se c'è la possibilità di presidiare il palazzo con un minimo di presenza perché ci sia poi un coordinamento con le forze dell'ordine. La protesta No TAV di una settimana fa è finita dritta sul tavolo della prefettura. Ne hanno discusso i responsabili delle forze dell'ordine riuniti nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. L'ipotesi è che un agente della polizia locale presidi Palazzo Trissino. Auspichiamo di non dover arrivare a blindare anche le riunioni di giunta piuttosto che di commissione, non sarebbe naturalmente degno di un paese civile, e quindi su questo per il momento c'è solo un attenzionamento, e sulla parte poi di presenze fisse il personale di tutte le forze dell'ordine non ci permette di avere una persona fissa costante sul posto, magari lo faremo con la polizia locale attraverso gli uffici interni. Intanto per i No TAV che hanno occupato il municipio potrebbero scattare denunce da parte della questura per manifestazione non autorizzata e occupazione abusiva di pubblico edificio. Io credo che qualsiasi cittadino che viola le regole, se le regole vengono violate, è giusto che ci siano anche delle denunce, credo che sia l'ABC della democrazia. Intanto ieri proprio a Palazzo Trissino c'è stato un incontro sulla sicurezza partecipata. L'obiettivo è capire, ed è un'anticipazione che posso fare fin d'ora, come intervenire per risolvere i problemi della sicurezza percepita. Uno su tutti è un percorso che già stiamo facendo, quello della riqualificazione di alcune aree, della rigenerazione urbana di alcune aree, e il tema del PNRR su questo ci viene incontro e ci aiuta. Da settimane, mesi continuiamo a raccontare una quotidianità vicentina fatta anche di interventi da parte della questura, delle forze dell'ordine. Conosciamo bene il punto nero cosiddetto di Campomarzo, con tutte le difficoltà legate allo spaccio di droga, ma anche in generale al degrado che vive e prospera in alcune proprio aree ben definite di Vicenza, la microcriminalità, e una battaglia senza quartiere che le istituzioni stanno conducendo per superare tutti questi problemi. A Valdagno, nel frattempo, un italiano aveva dosi di cocaina e un bilancino di precisione, è stato arrestato. Valdagno, un italiano di origini lombarde di 59 anni, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del nucleo operativo e radiomobile, supportato anche da quelli della compagnia di Vicenza, alle prime ore del mattino hanno bussato alla porta dell'abitazione dell'uomo per eseguire una perquisizione della casa. I movimenti del 59enne erano oggetto di osservazione e di indagine da circa un mese da parte degli investigatori. Forte il sospetto che l'uomo si trattasse di uno spacciatore che detenesse la droga proprio in casa. Gli elementi e i forti indizi raccolti dai militari hanno fatto supporre che in particolare Lombardo spacciasse cocaina nella zona di Vicenza Ovest. L'autorità giudiziaria berica ha infine disposto il decreto di perquisizione della casa, autorizzando i carabinieri a fare irruzioni in mattinata, e in effetti i sospetti sono stati confermati. Occultati all'interno della cucina e un ripostiglio sono stati rinvenuti 36 grammi di stupefacente già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e di materiale atto al confezionamento e al taglio della sostanza. Ora l'uomo dovrà rispondere al giudice di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine delle procedure previste, l'arrestato è stato condotto in regime di arresti domiciliari presso la stessa abitazione. Proprio in questo istante è arrivata in redazione una nota della questura di Vicenza da parte del questore Paolo Sartori, che ci parla di una operazione di polizia estesa a tutto il territorio provinciale, in particolare nei comuni di Vicenza e di Bassano del Grappa. Un'operazione finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati in generale, mirata però nello specifico a monitorare il fenomeno della prostituzione esercitata con la copertura di altre attività commerciali. Allora, nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia Amministrativa, Squadra Mobile della Questura, Commissariato di Bassano, Polizia Locale di Vicenza, Bassano, Ufficio Provinciale del Lavoro, Vigili del Fuoco, Servizio Igiene e Sanità, US8 e US7, hanno portato una serie di ispezioni simultanee in 3 centri massaggi dislocati nel capoluogo e a Bassano del Grappa. Si tratta di centri massaggi, ci fanno sapere, gestiti da cittadini cinesi. Si trovano, abbiamo tutti gli indirizzi, poi li daremo nel corso della nostra informazione questa sera, perché bisogna approfondire un po' di cose. Le attività lavorative sono state sospese e i locali chiusi in via cautelativa perché sono state trovate delle escort al lavoro in queste strutture.
pare che tutto nascesse tramite il web, pubblicità online e contatti telefonici, però fatto sta che l'attività non era quella che veniva poi pubblicizzata, perché c'era dell'altro dietro. Sono state trovate delle signore al lavoro e quindi sanzioni per 60.000 euro e un'altra sanzione supplementare di 10.500 euro. Vediamo tutto nel TG Bassano, TG Vicenza di questa sera. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito le ultime novità dalla nostra regione che riguardano operazioni della Questura di Vicenza per smascherare dei centri massaggi che non erano affatto solo centro massaggi, aggressioni nel Vicentino, ma in generale abbiamo visto anche nei giorni scorsi una recrudescenza di fenomeni violenti in Veneto, dove si sono verificati dei fatti di cronaca piuttosto gravi. Ne abbiamo parlato con il procuratore capo della Repubblica a Treviso, Marco Martani, e sentite cosa ci ha detto. C'è un'escalation di violenza che preoccupa. È sicuramente preoccupante il fatto che siano questi moltiplicarsi di episodi di violenza contro le persone con esiti anche mortali, ecco, questo non lo nascondo. Un aumento della violenza estrema che preoccupa, a dirlo è il procuratore capo della Repubblica di Treviso, Marco Martani. Anche estrema, con con conseguenze mortali, e questo è sicuramente un fenomeno preoccupante. Abbiamo l'episodio di lunedì mattina del matricidio, abbiamo l'episodio di qualche settimana fa del soggetto che si è messo alla guida di più autovetture sistematicamente sottratte a delle donne, che ha provocato un morto e poteva finire anche peggio. Abbiamo l'omicidio avvenuto nella zona Fiera la sera del 12 ottobre, abbiamo degli scontri tra stranieri molto pesanti avvenuti con l'utilizzo di armi improprie, anche di armi proprie, non da sparo, che potevano avere conseguenze peggiori. Non vi è nessun collegamento fra i casi, solo tra il ragazzo in fuga a Casella d'Asolo e il matricida di Conegliano vi è una connessione, il carattere psicotico. Nell'omicidio di Fiera le indagini proseguono, ad oggi una quindicina di persone sono state identificate e denunciate. Resta da ricostruire cosa ha spinto a compiere un delitto tanto efferato, spiega il procuratore Martani. La teoria secondo cui il movente sarebbero stati i soldi appare sproporzionato sia per giustificare quanto è successo, sia per fornire un motivo valido che giustifichi il numero di persone coinvolte. Da tutta l'aria, in entrambi i casi, di trattarsi di un regolamento di conti. Nell'omicidio di Conegliano, l'87enne Maria Luisa Bazzo aveva tentato disperatamente di difendersi, ma non ce l'ha fatta. Suo figlio Ippolito Zande Giacomo aveva tentato anche di tagliarle le mani prima di sgozzarla. È stata disposta l'autopsia di Maria Luisa Bazzo? Ma al momento direi di no. Il magistrato di turno era orientato a non richiederla perché le cause della morte sono comunque molto chiare, quindi risulterebbe inutile. La procura procederà quando possibile con una perizia psichiatrica nei confronti dell'uomo. Sicuramente sarà necessario un accertamento peritale sulle condizioni di salute mentale del soggetto. Ora ci spostiamo nel Rodigino, dove vicenda di qualche giorno fa che ha destato grande scalpore, dei ragazzini avrebbero sparato con una pistola ad aria compressa contro una docente nel corso di una lezione. Ci sono dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giovanissimi coinvolti, ma c'è chi si interroga anche su come sia possibile arrivare a tutto questo. Vediamo. C'è sicuramente un messaggio più o meno consapevole del rapporto che il ragazzo ha con la scuola, di totale mancanza di rispetto e tutto sommato si sentono
di non dover sottostare a un adulto che non stimano. Mancanza di rispetto nei confronti della scuola e in generale del mondo degli adulti. È questa la lettura che dà la psicoterapeuta Vera Slepoi di quanto accaduto in una classe prima di un istituto superiore a Rovigo, dove una docente è stata ferita da un pallino sparato da una pistola d'aria compressa impugnata da un alunno che insieme ad altri 3 complici aveva architettato lo scherzo, prontamente ripreso dal cellulare di un compagno. Il messaggio più o meno inconsapevole che l'adolescente dà, perché parliamo di adolescenti, che danno al grande universo dell'adultità, cioè come dire, non valete nulla, non vi occupate di noi, non abbiamo bisogno di voi, quindi delle vostre regole, punizioni comprese o timori comprese del risultato scolastico non ci interessa. In altri termini, anche la scuola ha fallito. Le risate che si sentono in sottofondo esprimono chiaramente la volontà di deridere un sistema. Per questo, secondo Slepoi, bisogna ragionare su quale approccio utilizzare con i ragazzi. Sarebbe molto più importante o fanno un percorso serio di tipo psicologico ma mirato a un progetto, oppure l'altra alternativa è ragionare su come far sì che ci sia un'educazione all'educazione per questi ragazzi. Ci spostiamo nella Marca trevigiana, furti al cimitero di Spresiano, annaffiatoi rubati, ladri immortalati dalle telecamere. La cosa simpatica per la quale sorrido qual è? È che ci sono le telecamere fuori dai cimiteri e quindi vi abbiamo visti. Un sorriso amaro, quello del sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, che lascia su Facebook il suo commento sui furti al cimitero comunale. Ormai da tempo che sono in azione veri e propri ladri di annaffiatoi dei fiori del valore di circa €1. Ad allertare l'amministrazione comunale sono stati alcuni cittadini che ne hanno segnalato la sparizione. Ieri abbiamo avuto la segnalazione di alcuni cittadini che ci dicono adesso in prospettiva anche delle giornate del 1° novembre e del 2 novembre, insomma quelle giornate lì in cui si va più spesso in cimitero, dicono non abbiamo più annaffiatoi. I ladri però sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Fate una bella azione, una buona azione, può capitare a tutti, che poi dopo ripeto non so cosa che farai mai con questi springafiori, ma fate una buona azione e riportateli così evitiamo strascichi, altrimenti se volete, se preferite, visto che vi abbiamo visto e anche bene, veniamo a suonarvi a casa, ma ci pare francamente triste la cosa, però fate vobis. Sembra che questa sia la nuova moda, dice il sindaco, ma andate a rimettere a posto gli annaffiatoi, così non succede niente. Poi aggiunge: a breve verrà montato un sistema per il quale dovrete inserire i €2 per prendere l'annaffiatoio, così poi se ce lo rubate ne compriamo 2. In attesa di vedere come andrà a finire questa vicenda, possiamo dirvi com'è finita quella del ritrovamento delle ossa sul greto del fiume Brenta a Campo San Martino. Sulle prime si pensava che si trattasse di ossa umane, sono arrivati i risultati. Le ossa emerse quest'estate dal Brenta in secca sono di animali. È il risultato della consulenza medico-legale che il pubblico ministero della Procura di Padova ha commissionato ai periti. Giallo risolto quindi e allarme rientrato. Le ossa erano sbucate in un luogo vicinissimo al Ponte della Vittoria che porta a Piazzola sul Brenta. Alcune domeniche fa molte persone erano in riva al fiume a godersi il fresco quando all'improvviso ci fu la macabra scoperta, causata dall'abbassamento del livello dell'acqua. Ora la rassicurante conclusione della vicenda. Restiamo in zona per un concorso pubblico che finisce in tribunale. Avrebbero favorito una candidata al concorso pubblico per un posto in comune a Limena, fornendole in anticipo informazioni sulle prove d'esame. 3 persone sono finite a processo per abuso d'ufficio. La vicenda è avvenuta nel 2018. Un'indagata, risultata vincitrice del concorso, già dipendente del comune, con un incarico diverso da quello disposto dal bando, si era iscritta al concorso, riuscendo ad ottenere informazioni sulle prove grazie a 2 componenti delle commissioni. Secondo le carte in mano alla procura, sarebbe stata lei stessa, grazie al suo ruolo, a far nominare i 2 commissari che conosceva bene, e questo le avrebbe provocato un notevole vantaggio facendole vincere il concorso.
La nostra redazione di Padova ci racconta di una vicenda dai contorni piuttosto particolari. Evade dai domiciliari vestito da suora, viene arrestato. Era in bici in Prato della Valle con un accappatoio grigio che sembrava una tunica, un piumino con cappuccio tirato su, un seno finto e soprattutto un crocifisso ben in vista fatto con 2 pezzi di legno. Sperava di passare inosservato o di essere scambiato per una suora, un 39enne di origine siriana, che avrebbe dovuto essere in casa a scontare gli arresti domiciliari a cui era sottoposto per una vicenda di estorsione, furto e di atti persecutori. L'uomo è però stato riconosciuto dai poliziotti che l'hanno fermato. Il 39enne, nei mesi scorsi, ha ripetutamente e palesemente violato i domiciliari, dimostrando assoluto disprezzo delle regole. Ha anche avvicinato ed incontrato una delle sue vittime, chiedendole nuovamente denaro e promettendole che sarebbe andato a farle compagnia a casa la sera. Lo scorso mese era stata emessa un'ordinanza da parte del giudice per le indagini preliminari perché era stato indiziato di aver approfittato della vulnerabilità emotiva di alcune anziane signore. Dalle indagini è emerso che l'uomo, dopo aver allacciato una relazione sentimentale con le vittime anziane e conquistata la loro fiducia, riusciva a ottenere molto denaro, per gli inquirenti più di 500.000 euro. Quando non riusciva ad impietosirle per ottenere altro denaro, minacciava le sue vittime di svuotargli i conti correnti con le sue abilità da hacker o di commettere atti di violenza. Ora passiamo alla cronaca giudiziaria. Ieri nell'aula bunker di Mestre il processo Veneto Banca. Vediamo com'è andata. La Corte ha ritenuto di rigettare tutte le eccezioni in rito e di rinnovazione istruttoria, ha però disposto d'ufficio la rinnovazione dell'esame del consulente tecnico dell'accusa, il dottor Torinoni, e del consulente tecnico della difesa dell'imputato Di Consoli. Si torna in aula bunker a Mestre, l'appuntamento è previsto per il 16 novembre. È questo l'esito della seconda udienza del processo d'appello a carico di Vincenzo Consoli, ex AD di Veneto Banca, per la condanna di ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto. In primo grado Consoli era stato condannato dal Tribunale di Treviso a 4 anni di reclusione, un tempo necessario per riesaminare i dati presentati dai consulenti tecnici delle parti, che non coincidono. Per far luce e precisare alcuni punti che ha ritenuto che nella sentenza di primo grado non fossero effettivamente chiari, quindi da un punto di vista di dati. Patrimonio di vigilanza, capitale finanziato, svalutazione del credito. Questi sono i dati che dovranno essere chiariti. Entrambi i consulenti saranno riascoltati in quella sede. Le eccezioni presentate invece sono state rigettate, così come la richiesta da parte dell'avvocato della difesa di sentire nuovi test. In merito al rinvio a novembre 2023 per l'inizio del processo per truffa, l'avvocato Carlotta Bigal, che segue le parti civili, ammette che c'è un rischio prescrizione. È una corsa contro il tempo per accertare dei fatti fondamentali come la truffa, l'associazione a delinquere finalizzata alla truffa, che appunto rischiano di essere dichiarati prescritti. Poi c'è l'appuntamento con il processo al responsabile civile degli azionisti di Veneto Banca, PricewaterhouseCoopers, a gennaio del prossimo anno. Anche lì diciamo che bisogna sbrigarsi appunto per non far prescrivere il tutto. A mio parere i risarcimenti ai risparmiatori potranno anche arrivare da lì, potranno arrivare anche soprattutto nel caso in cui il responsabile civile PricewaterhouseCoopers, per quanto riguarda gli azionisti di Veneto Banca, sia condannata effettivamente al risarcimento. Ora facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, vi stiamo raccontando le ultime novità dalla nostra regione con i fatti di giornata e gli approfondimenti di quello che è accaduto nei giorni scorsi. Questa mattina si è tenuta in procura a Rovigo un'importante conferenza stampa per fornire i dettagli di un'operazione della Guardia di Finanza di Padova ed Este che ha sgominato un'associazione a delinquere che frodava il fisco
operando nel settore del pellet, che insomma sappiamo un tema piuttosto delicato, molto delicato in questo periodo in cui le famiglie insomma stanno cercando di capire se sia più conveniente appunto rivolgersi al pellet, utilizzare la stufa a legna, stare sul tradizionale gas o altri sistemi che potrebbero determinare bollette piuttosto pesanti per l'inverno. Ce ne parla Guido Barbato, che era per noi sul posto. Buongiorno da Rovigo. Ci sono alcuni imprenditori veneti tra le persone agli arresti domiciliari, ben 4, e una quinta persona che è stata interdetta dalla sua attività commerciale all'obbligo di firma presso le forze dell'ordine, che facevano parte di un'associazione a delinquere per compiere reati fiscali e tributari, ovvero evadere le tasse. Si tratta, come dicevo, di 4 persone che fanno parte, che risiedono, una in provincia di Rovigo, 2 in provincia di Venezia, una in provincia di Treviso e una in provincia di Verona. Che cosa commettevano queste persone? In sostanza avevano messo in piedi una organizzazione piuttosto ben organizzata per importare da Slovenia e Croazia il pellet, quei materiali che conoscete, quei micro legnetti che vengono messi nelle caldaie, e rivenderli nel territorio nazionale. Avevano circa una ventina di clienti un po' in tutta Italia. Però si è accorta la Guardia di Finanza che c'era qualcosa di strano. Soprattutto il tutto è nato dal fatto che in un capannone di Casale di Scodosia, paese del Padovano nella zona del Montagnanese, mentre stavano cercando, la Polizia di Stato in questo caso stava cercando tracce di un elevatore rubato, si è accorto che c'era una sorta di centrale di smistamento delle fatture relative a questo materiale, al pellet. In realtà queste fatture erano inesistenti, oppure venivano appunto emesse ma per merce che poi magari non raggiungeva la destinazione richiesta, e quindi si è procurato un danno all'erario che la Guardia di Finanza provinciale di Padova ha calcolato in 1 milione e circa 600.000 euro. Da qui è nata la fase quindi di blocco della libertà di queste persone. Dopo circa un anno di indagini, dicevo, sono finiti ai domiciliari in 4 imprenditori, tra questi uno di 75 anni del Rodigino, ma residente nella provincia di Rovigo, era stato sottoposto recentemente a una misura cautelare da parte della Procura distrettuale di Brescia, perché pareva che faceva parte di un'associazione per delinquere che tra l'altro era finalizzata a commettere reati tributari per agevolare una cosca dell''ndrangheta calabrese. Da qui sale il sospetto che anche questa attività di commercializzazione di pellet con false fatturazioni servisse a ripulire il denaro da parte di qualche organizzazione malavitosa. Allora, di questo poi parleremo nel seguito della nostra informazione, per capire bene l'ambito in cui operavano queste persone, eventuali poi ricadute anche immediate. C'è tutto il giorno per approfondire il tema che, come dicevamo, vedremo nei nostri telegiornali questa sera. Cambiamo decisamente zona, cambiamo decisamente argomento, torniamo a parlare della cosiddetta infermiera hot trevigiana. Ricordo a tutti che la signora è un'infermiera e non è quindi una psicoterapeuta, deve fare l'infermiera. Poi se lei decide fuori orario di lavoro di fare delle cose che comunque hanno a che fare con la sanità, deve chiedere l'autorizzazione alla direzione generale. Ne parlerò con lei venerdì, non nessuna polemica, nessuna sospensione, quindi sgombriamo il campo anche da questo. Non è una polemica, ma normale gestione di un rapporto tra un collaboratore e la direzione aziendale. Così il direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi sul caso dell'infermiera trevigiana che ha spopolato su Instagram con l'account Fanny Green Lovers e le sue lezioni di sesso. Una mossa per rimarcare i ruoli in caso ve ne fosse bisogno, alla quale Fanny Guidolin, impiegata al centro stomie di Castelfranco, che con le sue pillole pare abbia raggiunto una platea sorprendentemente vasta, ha deciso di rispondere con poche brevi dichiarazioni a mezzo stampa, già inviate via PEC alla direzione sanitaria. Smentisce l'infermiera, da noi contattata nel pomeriggio, di essere già stata convocata. Invierà, promette, lo stesso comunicato alla stampa, però non prima di domani. Un rapporto di sesso e basta può essere divertente, leggero, ma bisogna essere in grado di gestirlo, Già, non ci si deve affezionare.
e questo è alla base di tutto. Video girati alla buona, dove Fanny appare con mise e location sempre nuove come consulente dal piglio diretto ma anche volutamente ironico. E se l'Ulso 2 oggi parla di richiamo, l'infermiera iscritta all'Ordine di Padova intanto dichiara di aver già il suo avvocato. È solo, come dire, un richiamo che la direzione fa a lei per ovviamente riaggiustare quello che sta facendo dal punto di vista visivo. Cambiamo ancora argomento. 4 anni fa, in questo periodo, cominciava a montare sui cieli del Veneto quella che poi è diventata la tempesta Vaia, di cui insomma vediamo ancora le impronte gigantesche su alcune zone, danni incalcolabili sulla montagna veneta in generale. Per quanto riguarda il bellunese, abbiamo parlato con gli amministratori del territorio che dicono stiamo sanando le ferite. Solo Roccapietore ha totalizzato, se così possiamo dire, 150 milioni da solo di danni. 4 anni dopo la drammatica notte che sconvolse le montagne venete e trentine, il sindaco di Roccapietore, Andrea De Bernardin, può guardare non più solo ai danni causati dalla tempesta Vaia, ma anche e soprattutto ai passi in avanti compiuti in termini di ricostruzione. In questo lasso di tempo sono arrivati anche contributi inaspettati, dice, per un territorio il suo epicentro del disastro. Di quei 150 milioni di danni del comune di Rocca, io credo che 120 siano circa, sto parlando di cifre un po' a spanne, 120 siano coperti dal finanziamento post-Vaia, quindi 120 milioni di cantieri che sono ben visibili sul comune. Vaia, aveva detto fin da subito De Bernardin, potrà dirsi superata quando saranno trascorsi almeno 5 anni. Per la fine del 2023, aggiunge ora, molte delle fratture che il territorio porta da quella notte saranno sanate, ma altre sfide attendono la montagna. Il bostrico sta uccidendo i nostri alberi anche in punti dove Vaia non aveva colpito. Questo parassita i cambiamenti climatici, gli spazi rimasti senza alberi ora a rischio valanga. La montagna, ecosistema fragile e bisognoso di continuo sostegno anche quando Vaia non sarà che un ricordo. Vaia ha colpito in modo durissimo anche sulla montagna vicentina, ricordiamo l'altopiano dei 7 comuni devastato in alcune zone proprio dalla furia degli elementi. Nei prossimi giorni insomma, bisognerà tornare a vedere anche il nuovo volto della Marcesina. Ricordiamo la piana incantata tanto cara a Mario Rigoni Stern, è stata veramente cambiata, è stata completamente cambiata da quello che è successo 4 anni fa. Ce ne stiamo occupando, ve lo racconteremo come sempre nel corso della nostra informazione. Chiudiamo il capitolo della cronaca e passiamo adesso a quello dell'attualità. L'attualità delle bollette, l'attualità della crisi energetica, l'attualità di famiglie, imprese e comuni che stanno cercando di capire come gestire il periodo da qui a Natale. Mancano poco meno di 2 mesi a Natale, le feste cominceranno comunque molto prima e la gente sta iniziando a fare i conti. Sarà un Natale di risparmio per tutti più o meno. Finché le bollette non abbassano, mangiare fuori andrà quasi poca gente, tutti in famiglia soprattutto, e regali magari meno. Ti focalizzi sulle cose importanti e cerca di essere anche grata da quello magari che abbiamo, rivedere le cose con occhi nuovi magari, no? Io sono speranzosa, perciò io il Natale lo vedo sempre come una festa, magari un po' meno o forse un po' di più, ma insomma dai. Non bisogna farne una tragedia, già ce ne sono tante, quindi prendiamo il Natale, prima di tutto come festività religiosa, ecco, e dopo speriamo bene. Un po' magro, speriamo bene, già bassa e i costi alti. Gli anni scorsi davo anche qualcosa di più ai nipotini su bustina, stanno qualcosa meno. Sono sincera, perché qua pensione che abbiamo tutti e i minimi che abbiamo. Speriamo che arrivi una natalizia bella. Io penso che il Natale uno se lo sente dentro
Certo che faranno meno luminarie, chiaramente, per risparmiare, però il Natale c'è lo stesso. Almeno uno in casa, un presepietto può farselo, anche un alberetto, insomma qualcosa fa per far sentire il Natale, per farlo vedere, ecco. La signora in quest'ultima intervista ha parlato delle luminarie, che sono uno dei temi più sentiti sia dai cittadini ma anche dagli amministratori, perché possono fare la differenza fra un attivo e un passivo in un bilancio delle feste, con le bollette che circolano in questi giorni. Però abbiamo chiesto ai vicentini che cosa pensano delle scelte di alcuni comuni di spegnere le luminarie natalizie. Non possono chiedere a noi cittadini dei sacrifici sull'energia e poi uno spreco pubblico di questo livello. No, io sono d'accordo che vengano ridotte. Natale al buio? Natale al buio? Ma Natale al buio no, però neanche in pompa magna, perché abbiamo poco da festeggiare. Mi sembra che sia un provvedimento opportuno, vista la situazione attuale. Credo che un risparmio energetico sia la cosa migliore. Che bisogna risparmiare energia, quindi cercheremo di limitare tutto quello che può essere un consumo di luce in più. Secondo me è giusto. E anche a casa? Anche a casa, sì, io sto molto attenta anche a casa. Io penso che fa bene che un po' di meno. Sono ucraina, per quello anche per un sostegno, perché dicono tutti che è colpa di Ucraina, capito? Fra virgolette. Per quest'anno ci saranno meno luminarie, non mi sembra una cosa su cui ragionarci più di tanto. Non accenderle proprio significa proprio banalizzare la festa, per carità. Avere molta discrezione nel metterle, sì. E lei a casa sua cosa farà? È la stessa cosa. Si possono fare dei sacrifici comunque, dato il momento, io penso. Magari non spegnere tutto, fare una cosa un po' alternata, insomma. Molte opinioni, molti punti di vista che noi vi portiamo ogni giorno qui nel Focus TG e nella nostra informazione TG Bassano, TG Vicenza, con tutti gli approfondimenti del caso. Adesso però facciamo una breve pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina dell'attualità, l'attualità soprattutto delle bollette, della crisi energetica, dei costi altissimi per le famiglie e le imprese, che devono un po' fare i conti per cercare di capire come arrivare a fine mese, ma anche per le amministrazioni comunali. Fra poco arriveranno le feste, la voglia di ripartire soprattutto dal periodo natalizio come sempre c'è ed è fortissima, però i comuni devono anche tenere d'occhio, come dicevamo, i costi dell'energia, le bollette anche per loro sono altissime, potrebbero essere ancora più alte se venissero accese tutte le luminarie natalizie che abbellivano i paesi, le città, le cittadine del nostro Veneto fino a qualche mese fa, fino all'anno scorso. Tanti hanno deciso di spegnerle, qualcuno invece ha deciso di mantenerle accese per vari motivi. Sentite cosa farà il sindaco di Creazzo. La mannaia della crisi energetica cala sull'illuminazione pubblica. Non è una novità, ma stiamo andando incontro all'inverno e le giornate sono sempre più corte. Il buio scende per strada prima. A Creazzo i tecnici sono al lavoro per gestire al meglio l'accensione dei lampioni pubblici nel segno dell'efficienza e del risparmio. I tecnici stanno facendo una verifica degli orologi che comandano l'accensione e lo spegnimento. Quindi verrà fatta una taratura, un monitoraggio per tutto il paese. Ma quello che si annuncia a Creazzo è un Natale senza luminarie. In tempi di austerity energetica, per non appesantire i conti pubblici, il sindaco Carmela Maresca ha deciso di organizzare una festività un po' meno legata agli sfarzi delle luci. Confrontandomi con i commercianti, pensiamo quest'anno di fare un Natale sobrio, quindi verranno messe le sagome del presepe grazie alla Proloco e verrà fatta l'illuminazione grande sulla rotatoria e una scia di luci in Piazza Roma, perché si organizzerà il presepe vivente.
E dall'altra parte del Veneto qualcuno invece sta pensando di fare le luminarie a ore. Assolutamente le luminarie vi saranno, ma saranno accese solamente in alcune ore del giorno con un risparmio di natura energetica. Luci di Natale spente quando non servono, luminarie ad ore. Un escamotage possibile grazie alla decisione presa in accordo con i commercianti di affidare ad un soggetto terzo l'organizzazione dell'illuminazione natalizia della città. Gara aperta, bando già chiuso. Diversi sono stati i partecipanti, tra i quali il soggetto unico sarà selezionato. Saranno molto più uniformi rispetto al passato, con data di accensione unica, quindi con alcune innovazioni, però con un occhio assolutamente alla situazione economica che stiamo vivendo. Intanto sono scaduti anche i termini del bando per la gestione della sosta. 3 sono le aziende in gara, le cui offerte saranno esaminate entro un paio di mesi. Porterà, come era stato previsto nel bando, grandi interventi di natura tecnologica, quindi il rifacimento dei parcometri, la possibilità di pagare il tempo effettivo della sosta, una sensoristica rinnovata, un'app che può gestire al meglio il reperimento e il pagamento del parcheggio, quindi devo dire una evoluzione e rivoluzione nel mondo della sosta. Tutto cambierà, tutto tranne le tariffe, che non aumenteranno, piuttosto i prezzi saranno calcolati solo sulla base del reale tempo della sosta, grazie anche ad un sistema tecnologico che, promette il vice sindaco De Checchi, saprà modulare le tariffe anche in occasione di particolari periodi come Natale ed eventi. Andiamo ora a vedere la situazione dei lavoratori dell'hotel Bauer di Venezia. La vertenza non è ancora chiusa, ma dopo l'incontro avvenuto al Ministero del Lavoro tra l'azienda Bauer SRL, CGIL Will, Regione Veneto ed Ente Bilaterale del Turismo dell'area veneziana, appare più vicino sia l'arrivo di un ammortizzatore sociale che la chiusura della procedura di licenziamento collettivo dei 200 dipendenti dell'albergo che chiuderà dal 1 novembre per un lungo restauro. Ma allora, l'albergo dovrebbe riaprire, così sembra, verso aprile-maggio 2025. Diciamo che qualora arrivassimo all'accordo definitivo venerdì, i lavoratori, rimanendo in continuità operativa, in qualche modo sarebbero totalmente tutelati. Renato Giacchi della Filcams CGIL di Venezia ha partecipato all'incontro a Roma assieme a Riccardo Vitulo della Wiltux. Le richieste dei sindacati sono state sostanzialmente accolte. Ora un nuovo appuntamento tra le parti è fissato venerdì 28 ottobre, proprio nella struttura alberghiera. Adesso attendiamo la discussione di venerdì per chiarire tutti i dubbi, se ce ne fossero ancora, e per poter così chiudere definitivamente l'accordo dopo mesi di discussione. Torniamo a parlare delle bollette, dei costi dell'energia che gravano, abbiamo visto, sulle famiglie, abbiamo visto sui comuni, ma anche sulle imprese, e vanno a colpire alcune cose che insomma sembrano quasi quotidiane, come il latte. Addirittura c'è chi ha deciso di sospendere la produzione del latte cosiddetto UHT, quello a lunga conservazione, proprio perché i costi diventano proibitivi. Vediamo. Caro bollette, luce e gas alle stelle, tanto che Latterie Vicentine, il più grande consorzio di allevatori del territorio, si trova davanti a un bivio e prende una decisione: bloccata la produzione di latte a lunga conservazione, UHT in gergo tecnico. A fronte del fatto che per fare un litro di latte UHT veramente dobbiamo portarla a temperature di 125 gradi, capite anche voi che cosa vuol dire riscaldare. E con i prezzi del gas di oggi è veramente impossibile, diciamola così. Avevate già notato in bolletta un aumento proprio per questa produzione? Allora, il mese di agosto è stato il mese dove le quotazioni del metano hanno raggiunto quello che pensavamo fosse impossibile. Da 40.000 euro di bolletta mensile abbiamo pagato di fatto 400.000 euro. Non è stata una scelta facile. Abbiamo la speranza che l'anno 2023 porti con sé un po' più di serenità alla stalla, quindi quotazione della materia prima che permettano alle aziende di produrre. Il latte a lunga conservazione prodotto da Latterie Vicentine copriva un 3% dell'intera produzione, ma aveva fidelizzato un'ampia fetta di clientela. Toglierlo dalla vendita peserà sull'azienda. Mocellin vuole vedere però il bicchiere mezzo pieno. O tagliavamo un po' dappertutto o toglievamo
diciamo, dalla distribuzione il prodotto meno ambizioso anche per noi, nel senso che nel produrre cerchiamo sempre di far emergere la qualità dei nostri prodotti. E su tutti gli altri prodotti ce la facciamo, nel latte UHT il più delle volte era veramente una battaglia sul prezzo. Se sommiamo un prezzo inadeguato insieme con un costo importante nel produrlo, la scelta è stata anche abbastanza facile. Non ci sono solo le bollette a far passare notti insonni agli operatori della filiera, in questo caso lattiero-casearia, ma vedremo poi anche altri comparti del settore primario, perché la siccità di questi mesi sta mettendo in grave difficoltà alcune produzioni. Temperature da record con piogge a singhiozzo per questo autunno, una situazione che sta mettendo, dopo l'estate africana, ancora a dura prova le colture del Trevigiano. La fioritura del radicchio rosso di Treviso e del variegato di Castelfranco Veneto IGP a ottobre, ma anche di quelli di Chioggia e Verona IGP, è un evento straordinario che può provocare danni incalcolabili. Anziché chiudersi per le basse temperature, sta fiorendo per andare a produrre il seme. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti del caldo di ottobre, che segue un mese di settembre che si è classificato al secondo posto tra i più caldi del 1800. Nelle semine autunno-vernine, non essendoci acqua, tutte le semine che si fanno in questo periodo fanno fatica a attecchire. Oltre a questo abbiamo anche temperature molto alte che stanno disorientando un po' il sistema vegetativo e la fisiologia delle piante, perché le piante molte volte in questo periodo erano senza foglie o sono quasi senza foglie, e se il tempo di latenza senza foglie sarà troppo lungo si potrebbe reinnescare un nuovo germogliamento, e questo sarebbe sicuramente molto pericoloso per diverse piante. Piante come la vite. Angelo Facchin, vicepresidente Coldiretti Treviso, oggi in trasferta con una delegazione all'Europarlamento, commenta positivamente il cambio di denominazione in capo al Ministero dell'Agricoltura con l'inserimento della cosiddetta sovranità alimentare. Un cambio di rotta che, per Coldiretti, deve tradursi anche in un sostegno alle piccole imprese del comparto agricolo. Dobbiamo cercare di assistere in modo particolare le aziende più piccole, che sono quelle che hanno più bisogno e molte volte non riescono ad arrivare nel mercato nel modo giusto, perché magari non hanno i mezzi e non hanno le possibilità economiche. Ritorniamo a parlare delle pubbliche amministrazioni, dei comuni che cercano soluzioni a volte estemporanee, a volte studiate, a volte alternative per risparmiare in un periodo, come dicevamo, molto difficile. Andiamo a Tezze sul Brenta, nel Bassanese, dove è in arrivo un'auto elettrica. La polizia locale di Tezze sul Brenta ha a disposizione da qualche giorno una nuova vettura full electric. Il veicolo è costato 24.000 euro, più 8.000 per l'allestimento. L'autonomia è di 300 km, più che sufficienti per i turni di servizio quotidiani. È la seconda auto elettrica, il secondo mezzo per la verità elettrico, dopo quello assegnato all'Ufficio Lavori Pubblici per le manutenzioni e dopo anche l'acquisto complessivo di altre 2 bici elettriche che sono utilizzate dal messo comunale per fare le notifiche. Servono 4 ore per la ricarica normale e 2 per quella veloce che viene effettuata alla colonnina installata nei pressi del municipio, una delle 4 presenti nel territorio comunale. Un altro passo in avanti in direzione del rispetto dell'ambiente. Ho firmato recentemente l'ordinanza per la riduzione delle emissioni delle polveri sottili e quindi questo è il nostro piccolo contributo al raggiungimento di questo obiettivo. Dobbiamo tenere presente che il territorio va salvaguardato, la nostra salute altrettanto. Nel frattempo sono sempre di più le persone che scelgono di andare al lavoro utilizzando la bicicletta e andiamo nel Vicentino per vedere come sta procedendo un progetto legato proprio a queste dinamiche. Più pedalo, meno inquino, più risparmio e più ottengo buoni sconto. Il concetto in estrema sintesi dell'iniziativa Bike to Work Valchiampo, che premia i cittadini ecologici con dei buoni spendibili nei negozi aderenti. E così da 15 mesi dal via tanti cittadini hanno scaricato l'applicazione Ecoattivi, che permette di accumulare punti in base ai chilometri percorsi e tracciati in bici, monopattino elettrico o a piedi nel percorso casa-lavoro. I numeri sono raddoppiati in pochi mesi, da 338 buoni erogati a luglio ai 602 di questi giorni. Iniziativa che vede il comune di Chiampo capofila, a cui hanno aderito Arzignano, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, San Pietro Mussolino, Montebello e Sovizzo.
In questi giorni sono in consegna più di 600 buoni sconto pari a più di 6.000 euro di buoni appunto da spendere nei negozi locali dei comuni aderenti al progetto. I cittadini sono passati da 45 di settembre 2021 ai 181 dell'ultima fase e hanno percorso più di 38.000 chilometri. L'invito si estende e chi volesse aderire può farlo così. Basta scaricare l'app Ecoattivi, andare a cliccare sul link Bike to Work, da lì poi c'è una registrazione dove dopo bisognerà indicare il luogo di residenza e il luogo di arrivo, ossia l'azienda dove il cittadino si reca. Ci spostiamo nella montagna bellunese dove le categorie economiche chiedono particolari interventi al nuovo governo. Il cocktail che stiamo bevendo adesso non è più velenoso, è mortale. Il Covid perlomeno aveva un vaccino, ma i folli costi dell'energia, frutto anche di speculazioni, non lo hanno. Le problematiche specifiche della montagna da un lato e il caro energia che interessa tutti indiscriminatamente dall'altro. Confcommercio Belluno si appella al nuovo governo, gli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, qui dove la stagione fredda arriva in anticipo rispetto al resto del territorio, rischiano di essere presto costretti a decisioni drastiche. Se non ci saranno aiuti immediati e consistenti, un gran numero di attività sarà costretto a chiudere. E questo per le zone di montagna vuol dire meno servizi e maggior spopolamento, proprio quello che cerchiamo oggi di contrastare. Governo Meloni che ha istituito un Ministero del Mare, trascurando invece la montagna. Io auspico veramente che ci sia una governance per la montagna dichiarata e gestita dal nuovo governo. Doglioni sintetizza così le richieste al nuovo esecutivo. Energia, viabilità, meno burocrazia e attenzione ai piccoli locali che sono funzionali al territorio. Il piccolo locale, le piccole attività sono funzionali in zona di montagna in maniera particolare. Se chiudono quelle, muoiono i paesi. Devono essere aiutati a vivere e a vivere decentemente. Indipendentemente dal fatto che si trovino in montagna o in pianura, sorge in questi giorni la dinamica delle cosiddette comunità energetiche. Se ne è occupata la nostra redazione di Vicenza. Il futuro si conquista con la forza delle idee, con la capacità di guardare oltre. La crisi energetica oggi è la grande sfida. A Vicenza nasce un progetto visionario ma lungimirante perché, come diceva Albert Einstein, non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare sempre le stesse cose. La crisi invece è la più grande benedizione perché porta progressi. I costi alle stelle di gas ed elettricità possono essere affrontati e vinti grazie a un'intuizione che si chiama comunità energetiche. Partiamo da una scuola o da una palestra o da un centro commerciale che abbia un tetto piuttosto importante, vengono posizionati dei pannelli fotovoltaici attraverso degli accordi. Tutta l'energia prodotta da quei pannelli fotovoltaici viene messa a disposizione di privati, di negozi e magari di altre scuole o di altre palestre. Le comunità energetiche non sono entità astratte, ma molto concrete. Possono essere organizzate anche a livello di quartiere. La legge regionale prevede lo stanziamento di fondi per i comuni che promuovono la realizzazione di queste realtà. All'inizio del 2023 a Vicenza potrebbe già esserci uno studio di fattibilità che consenta di dare il via alle prime comunità energetiche. È un progetto, devo dire, per il quale secondo me Vicenza è pronta. Io sogno delle piccole comunità energetiche, soprattutto in alcuni quartieri, che potrebbero veramente dare una risposta a moltissime persone. Facciamo l'ultima breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina dell'attualità legata anche e soprattutto a quello che stanno facendo i comuni e le pubbliche amministrazioni e a quello a cui sono sottoposte a volte le pubbliche amministrazioni. In questo caso parliamo dei comuni veneziani esclusi dal bando di rigenerazione urbana.
Il secondo bando rigenerazione urbana esclude ancora una volta i comuni veneziani. Si tratta dei fondi legati al PNRR che vengono assegnati per rigenerare parti di città. Questi comuni non sarebbero abbastanza vulnerabili secondo i criteri di assegnazione che il PD metropolitano sostiene, appellandosi al governo, andrebbero rivisti. L'invito che facciamo con forza sono due tipi. Il primo è che il governo, che adesso è appena insediato, cambi questo criterio, perché ogni volta penalizza i comuni del nostro territorio. E quindi chiediamo anche alla città metropolitana di farsi parte attiva con una voce unica, forte da parte di tutto il Consiglio metropolitano, proprio per rivedere questo criterio e per avere una nuova ripartizione dei fondi. Nel breve periodo chiediamo quindi anche un'integrazione con ulteriori risorse, in modo tale che anche i comuni esclusi possano avere un beneficio. I comuni esclusi sono Campolongo Maggiore, Caorle, Cavarzere, Chioggia, Eraclea, Martellago, Mira, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala e Spinea. L'indice di vulnerabilità si basa sui diversi criteri come il tasso di povertà o il tessuto sociale e ambientale, che giocoforza, soprattutto nelle zone del nord, sono migliori rispetto al sud. Che vengono in qualche modo esclusi a priori proprio perché il comune che fa domanda ha un indice di vulnerabilità troppo basso. E il problema è che nessun comune ha un indice di vulnerabilità paragonabile a altri comuni d'Italia, in particolare del centro o sud Italia. Questo fa sì che di fatto il nostro territorio venga sempre penalizzato. Il risultato è che i comuni spendono risorse anche sia di personale per fare dei progetti che quasi sempre vengono bocciati. Fondi e risorse che non arriveranno neppure a Montegrotto, nella zona dei Colli Euganei. Non sarà possibile mettere mano al palaturismo, almeno con questa situazione, ma vediamo perché. Non è stato approvato il progetto di ristrutturazione del palaturismo di Montegrotto. La richiesta al bando previsto dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti di rigenerazione urbana era di 4 milioni di euro ed era presentato insieme al comune di Battaglia Terme. Insoddisfatto il sindaco Riccardo Mortandello, che vede i fondi andare per la gran parte al sud Italia. Resta molto amaro in bocca, non tanto per l'esclusione solo di Montegrotto Terme, che ci può stare perché hanno partecipato tantissimi comuni nel Veneto e in Italia, ma quanto la scelta strategica del Ministero di destinare completamente queste risorse a 5 regioni del sud e a un progetto della regione Marche. Questo lascia molto perplessi perché, per dirla in Veneto, sembriamo un po' i fioi della serva Poaretta che partecipano, mettono impegno nella costruzione del bando, nella presentazione delle carte e poi si vedono superati anche da comuni del sud di oltre 50.000 abitanti. È giusto tutelare il meridione, sottolinea il primo cittadino di Montegrotto, ma l'appello è a non dimenticare i comuni del nord. Dal nuovo governo ora si attendono riforme anche in chiave federalista. Un federalismo che punti a ristabilire degli equilibri, anche andando oltre al modello regionalistico attualmente presente. Non ha senso di parlare a 20 regioni, poi anche in tema di deleghe serve uno Stato che dia le direttive principali per gestire al meglio, penso, il turismo. Attualmente ogni regione si muove in maniera autonoma sul turismo senza però avere una regia nazionale. Adesso abbiamo un nuovo ministro del turismo, speriamo che anche sul turismo come in altri ambiti, penso alla giustizia, questo governo abbia il coraggio di fare quelle riforme, quelle scelte anche impopolari che i precedenti governi non hanno fatto. Si terranno sabato mattina le esequie del sindaco di Arcade Fabio Gazzabin, domani la Camera Ardente. Bandiere a mezz'asta, Arcade e la Marca sono in lutto per la morte del sindaco Fabio Gazzabin. Tutti si ricordano in maniera benevola di Fabio. Non l'ho mai visto arrabbiato o prendere posizioni che non fossero al di là del giusto del quieto vivere. Quindi la comunità tutta, non solo quella politica o quella arcadese, ma anche la provincia di Treviso perde una figura notevole sotto qualsiasi punto. Malato da tempo, aveva vissuto la sua malattia nella più totale riservatezza. In questi giorni, prima del funerale, gli amici si stanno organizzando per rendergli omaggio sabato prossimo alle 10 nella chiesa di Arcade.
prevista una grossissima affluenza. Ho sentito anche Nico Presti dell'amministrazione di Arcade che stanno già allertando quello che può essere nel convogliare le persone, perché arriveranno sicuramente a migliaia, visto che Fabio con i ruoli che ha avuto sicuramente muoverà un esercito. Ci sarà il rosario venerdì sera alle 19:30 nella chiesa di Arcade e in più la camera ardiente in municipio per chi vorrà dare l'ultimo saluto. Ora ci spostiamo a Bassano del Grappa, dove da qualche mese c'è un potente tira e molla per il futuro dell'area di San Lazzaro. Chi ci segue conosce bene il tema perché ne parliamo quasi quotidianamente nel nostro telegiornale. Fatto sta che in una zona di campagna insistono dei progetti per la costruzione di capannoni e strutture dedicate a un polo logistico. I cittadini stanno combattendo perché tutto questo non avvenga e proprio nelle scorse ore qualcuno ci ha inviato un video di come vorrebbe che fosse la campagna bassanese. Continua a restare alta, altissima l'attenzione sul futuro di San Lazzaro, l'area agricola di Bassano che rischia di venire trasformata in una colata di cemento. Nei nostri TG ci siamo ampiamente occupati dell'ultima conferenza dei servizi che si è svolta martedì e che si è subito contraddistinta da una novità. Il percorso relativo all'area Pengo pare destinato a decadere, dal momento che il proponente non ha risposto al preavviso di diniego emesso dal municipio. A parte questo, più volte abbiamo portato la volontà dei residenti di contrastare la possibilità di veder costruire capannoni, parcheggi e muri tra il verde. E intanto, proprio in mattinata a San Lazzaro, in via Rive Bianche, guardate un po' cos'è arrivato in piena campagna. Un gregge di pecore, nulla da stupirci, direte voi, ma fa sorridere la tempistica. Ci ha inviato un video una nostra telespettatrice che non ha fatto mancare la punta amaramente ironica con un messaggio, perché ci ha scritto: sono arrivate le pecore che tengono pulito e concimano i prati, dove cresceranno ottima erba per animali e fiori per le api, portando gioia agli occhi degli umani. Ma vuoi mettere, ha concluso, un bel parchetto in mezzo ai capannoni? Ora ci spostiamo a Padova, dove è stato approvato un triplo progetto per i ponti cittadini. Ponte del Carmine in via del Carmine sul tronco maestro, il sottopassaggio Altinate in corrispondenza di Porta Altinate, oggi completamente invisibile perché inglobato da Riviera dei Ponti Romani, e il più importante il ponte sul Piovego della tangenziale est. Sono questi 3 manufatti che verranno sottoposti ad un'attenta manutenzione grazie ad un investimento di 980.000 euro stanziato dal Comune di Padova e approvato ieri dalla Giunta. Segue l'impegno dell'amministrazione comunale per la manutenzione e la sicurezza delle nostre infrastrutture. Ogni anno ormai da molto tempo stiamo dedicando risorse importanti a questo settore ed è fondamentale perché interventi continui consentono di non trovarci mai in situazioni di difficoltà o spese impreviste o infrastrutture che improvvisamente diventano poco sicure, quindi da chiudere. La somma per i 3 ponti, quasi 1 milione di euro, arriva grazie ai finanziamenti del PNRR dedicati alla sicurezza del territorio e alla sicurezza idraulica. Per il Ponte del Carmine, formato da 2 strutture, una d'epoca e l'altra più recente, si tratta di un intervento di sostituzione dei giunti degradati dall'umidità. Per il ponte Altinate, che si trova sotto il manto stradale, i lavori saranno svolti sottoterra. Il ponte sul Piovego della tangenziale est verrà sistemato invece anche sul piano stradale. Per questo i lavori saranno svolti nei periodi più adatti per limitare i disagi al traffico. Il prossimo passo ora sarà bandire la gara per individuare la ditta che svolgerà i lavori, che saranno poi realizzati nella primavera-estate prossima. Torniamo a Bassano per parlare comunque di lavori, perché i lavori di costruzione, abbellimento e rinforzo della proposta, diciamo, per la sede di un quartiere sono stati poi abbandonati. C'è anche del degrado, come ci è stato segnalato dai cittadini. Vediamo intanto il servizio.
1 milione di euro buttati via, così una nostra telespettatrice che si è rivolta a Rete Veneta per segnalare le condizioni in cui versa oggi il centro sportivo di Quartiere Pre a Bassano. Ecco come si presenta infatti quello che dovrebbe essere un fiore all'occhiello per lo sport cittadino, i cui lavori sono in corso per un totale rifacimento. Ma l'attenzione dei telespettatori, dicevamo, riguarda la nuovissima parte a sud-ovest dell'intero complesso, che comprende la nuova sede rionale con annesso campo da calcetto in erba sintetica. Quella costata appunto 1 milione di euro con soldi di ETRA nell'ambito degli accordi presi tra multiutility e comune come sorta di risarcimento dei residenti per la presenza della discarica. Lavori compiuti, nulla può dire il contrario, ma come vedete anche voi tutto è abbandonato, totale desolazione. Ecco il campo da calcetto dove è stata stesa l'erba sintetica. Non essendo mai stato ancora usato, gli infestanti si sono fatti strada tra la sabbia del basamento e il tappeto verde. Erbacce ovunque. L'auspicio di chi ci ha contattato è che, visto che la seconda parte dei lavori, quelli a carico del comune, per la sistemazione dei campi da calcio, spogliatoi, palestra, per un importo che s'aggira sugli 850.000 euro, iniziati, si leggerà il cartello ben esposto, il 25 ottobre 2022, si completino realmente entro i 150 giorni previsti, così che tutta l'area potrà finalmente essere aperta e utilizzata, sempre che allora non ci sia da rimettere mano alle parti ammalorate dall'incuria. A questo proposito abbiamo parlato proprio poche ore fa con l'assessore cittadino deputato a questo genere di interventi. Questa sera quindi nel TG Bassano la risposta a questa importante segnalazione, quindi come sempre voi ci segnalate, noi ci informiamo, si cerca di dare una mano per risolvere o almeno per parlare, per creare una serie di informazioni attorno a una notizia. Adesso ci spostiamo nel veneziano. Il presidente del Tribunale di Venezia è già in viaggio per Roma, andrà a ricoprire la carica di capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Diciamo che in questo momento prevale la tristezza di lasciare una città straordinaria, un ufficio che ho vissuto con enorme intensità e che mi ha dato tantissimo e molto più di quello che io ho dato. Le prime parole di Alberto Rizzo, da 8 anni presidente del Tribunale di Vicenza, che così commenta la sua nomina a capo di gabinetto al Ministero di Grazia e Giustizia. A volerlo subito investire del nuovo incarico il veneziano Carlo Nordio, neo guardiasigilli del governo del premier Giorgia Meloni. Il ministro è una persona che conosco di fama da molto tempo. È stato un collega, ma le nostre vite professionali non si sono mai incrociate. Rizzo, 63 anni, di Bressanone, ha guidato la magistratura iberica durante i delicati processi come il crack BPV, l'inquinamento da FAS, introducendo innovazione a volte a snellire le procedure, come la recente corsia preferenziale dei processi per codice rosso, maltrattamenti e femminicidi, che hanno interessato particolarmente il vicentino. Difficile esportare dei modelli, perché i modelli nel loro complesso sono condizionati dalle contingenze anche territoriali. La provincia di Vicenza ha una qualità che è la vicentinità, e la vicentinità ha aiutato molto questo processo di miglioramento. Forse qualche iniziativa potrà essere pensata per essere forse utilizzata magari anche in altri contesti, ma certamente non il modello. Passiamo all'ambito sanitario, vediamo la situazione dell'emergenza Covid nel Padovano, dove pare ci sia un primo caso di una nuova variante. Continua a calare la curva dei contagi Covid in tutta la regione. In provincia di Padova la discesa è meno rapida, ma i numeri restano comunque in calo rispetto a 7 giorni fa. Sono 9.519 le persone positive in provincia di Padova, poco meno di 1.000 i nuovi casi registrati nelle scorse 24 ore. Il 14% dei nuovi casi registrati in questa settimana sono reinfezioni. Scoperto anche un caso della nuova variante Cerbero, destinata a diventare predominante. Scendono i contagi e scendono anche il numero dei ricoverati. Attualmente in azienda ospedaliera ci sono 69 pazienti positivi, il 77% sono Covid per caso. I 5 ricoverati in terapia intensiva abbiamo riscontrato in loro la positività al coronavirus, ma sono stati ricoverati in terapia intensiva per altre problematiche. Questo è un problema abbastanza frequente che ci porta a riorganizzare la nostra attività sanitaria in maniera da
formare attorno a queste persone delle bolle di isolamento. L'azienda ospedaliera ha avviato la campagna vaccinale anche per l'influenza. Il vaccino viene somministrato insieme alla quarta dose del vaccino Covid per i pazienti fragili che lo richiedono. La vaccinazione viene fatta al San Massimo con accesso libero dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 e il sabato dalle 8 alle 13 al piano terra del Policlinico. Cambiamo ancora argomento. Ieri manifestazione di sindacati riuniti in piazza Treviso a fianco del popolo iraniano. Non è una manifestazione estemporanea, ma vuole essere un segno, una testimonianza verso coloro che sono in difficoltà, che stanno subendo le angherie e le discriminazioni da parte di un regime totalitario. Non c'è nessun Dio che uccide le persone o che discrimina le donne. Dobbiamo difendere la libertà e i diritti di tutti, a cominciare dalle donne iraniane, a cominciare dagli studenti che oggi l'Università di Kiev stanno espellendo perché in contrasto con la Russia e l'Iran che difende il regime di Putin. E questi studenti devono essere accolti dalle nostre università. Questa è una cosa che chiediamo fortemente. È giusto che Treviso sia capofila in queste manifestazioni di solidarietà, perché Treviso si schiera dalla parte della pace, dalla parte della democrazia e dalla parte soprattutto della libertà. Manifestazioni anche a Venezia, dove gli studenti hanno voluto incontrare i vertici dell'università per porre l'attenzione sui loro problemi. Portiamo a casa il risultato, nel senso che ovviamente non è finito niente, è un primo risultato, è una prima piccola vittoria che ci portiamo a casa. La mobilitazione degli studenti universitari di Ca' Foscari, promossa dal collettivo LISC Liberi Saperi Critici, culminata con un presidio nella corte interna dell'Ateneo, ha raggiunto lo scopo che si era prefissata: portare le proprie richieste al Senato accademico nel corso della seduta che si svolgeva proprio sopra a dove erano state piantate le tende nelle quali i ragazzi hanno trascorso la notte. Il percorso comunque è molto lungo, non abbiamo ancora un'aula definitiva per le associazioni studentesche, abbiamo comunque delle richieste da fare in merito appunto a chiarimenti sulla questione degli spazi, degli edifici, del patrimonio immobiliare di Ca' Foscari, per cui un inizio, una prima tappa raggiunta, ma ci aspettano comunque altre occasioni di incontro. La consegna al Senato accademico di un documento alla cui stesura hanno contribuito centinaia di iscritti all'Ateneo rappresenta il risultato per ora più importante raggiunto dalla campagna Facciamoci Spazio, che si concentra su criticità e proposte di soluzioni avanzate dagli universitari sui problemi che riguardano le aule in cui si svolgono le lezioni, mense, biblioteche e alloggi per gli studenti. Un grande documento con delle rivendicazioni molto chiare, con delle analisi e proposte molto puntuali, e abbiamo avuto appunto la possibilità ci siamo conquistate il fatto di salire in Senato e portarlo e chiedere un incontro alla rettrice da svolgersi entro il 9 novembre. Dagli studenti dello UAV arrivano i progetti per le scuole del futuro. L'Istituto Luzzatti di San Pelaio oggi è quello del futuro, almeno dal punto di vista degli studenti. Oppure la scuola Besta oggi è quella progettata dagli universitari dello UAV. Sono 2 dei 20 progetti esposti e presentati oggi nella sede della provincia di Treviso, 20 esperienze non solo didattiche. Sono le idee dei giovani per le scuole che hanno da poco lasciato. È stata l'occasione per unire 2 percorsi, uno di ricerca, con questo progetto nazionale finanziato dal Ministero, e uno invece didattico. 20 progetti dei 360 che riguardano la rigenerazione possibile delle scuole trevigiane, edifici che rappresentano le diverse epoche ma anche diversi contesti urbani. La scelta è stata quella di lavorare sulla trasformazione dell'esistente, perché quello sarà il tema. È un patrimonio enorme in Italia, un patrimonio che spesso dal punto di vista costruttivo regge ancora, quasi mai dal punto di vista invece architettonico, dal punto di vista delle prestazioni didattiche. I risultati sono questi progetti che guardano alla sostenibilità ambientale ma anche al contesto su cui sorgono gli edifici, un patrimonio nella disponibilità della provincia. Serviranno a livello tecnico appunto per progettare o rivedere o ristrutturare le scuole del territorio. È una grande opportunità per noi avere questa possibilità di vedere come i ragazzi, come gli insegnanti vedono l'ambiente in cui lavorano, in cui vivono, in cui fanno scuola.
Ora torniamo a Venezia, dove anche il servizio di traghetto gondole è diventato una vera e propria attrazione turistica, lunghe file di turisti che vogliono vedere, fotografare, partecipare, ma ai veneziani che usano invece questo servizio nella loro quotidianità questo crea qualche problema. Le calli che sono intasate, i mezzi pubblici, adesso non soltanto i mezzi, i vaporetti, ma addirittura anche i traghetti gondola, che erano un po' una nicchia di capacità, di possibilità di movimento per i veneziani. Spesso venduto nel pacchetto di sedicenti tour organizzati come un vero e proprio giro, il minuto scarso di attraversamento del Canal Grande da riva a riva del servizio di traghetto gondole in alcune ore della giornata va in tilt e finisce con l'essere difficilmente accessibile proprio ai residenti che non lo usano per divertimento ma per spostamenti necessari che evitino strade intasate o vaporetti sovraffollati. Se abbiamo nel traghetto gondola turisti, tanti turisti col trolley addirittura, o comunque che fanno il giro con queste sedicenti guide, a quel punto il traghetto gondola non è più un mezzo per attraversare il canale, diventa una cosa di venezianità, così come il giro dei Cicchetti. Stefano Croce parla da veneziano e da presidente delle guide turistiche di Venezia, che da tempo ha denunciato la situazione caotica che in città imperversa anche nel suo settore, il rapporto tra guide autorizzate e guide fuorilegge è di 1 a 5. In queste settimane Venezia sta vivendo un intenso periodo turistico, inedito per questo periodo dell'anno. Nei grandi numeri abbiamo anche il turismo, quello che fa piacere a Venezia, cioè il turismo quello interessato, curioso, e poi ci sono anche importanti numeri di quelli che comunque Venezia è vista una città da selfie, e questi sono anche quelli che rendono tipicamente le difficoltà della nostra città. In Veneto il bello, e abbiamo visto Venezia ne è un esempio, e il buono vanno spesso a braccetto. Abbiamo fatto il punto con gli addetti ai lavori per quanto riguarda la stagione olearia. Quest'anno siamo molto soddisfatti perché è finalmente un'annata buona. Olio extravergine di oliva, una stagione decisamente buona, nonostante la siccità, nonostante le grandinate improvvise. La conca degli olivi si riconferma un paradiso per l'oro verde che noi abbiamo seguito nella prima spremitura al frantoio di Pove del Grappa. E proprio le alte temperature di questa estate appena trascorsa e la scarsità di piogge hanno impedito l'attacco della tanto temuta mosca olearia e di altri parassiti. Con le alte temperature il parassita della mosca non si è fatto vedere se non in minima parte. La qualità, visto proprio il tempo, è ottima, pochissima acidità, non erano olive molto sane e la pioggia è venuta nel momento della nutrizione, quindi le piante hanno sofferto poco e quindi l'annata è perfetta. Silvia Olivetti se la sono cavata bene durante quest'anno, non se la cavano altrettanto bene gli alberi di via Friburgo a Padova, al centro anche di un'iniziativa. Vediamo. Il 1° ottobre i residenti di questa zona del quartiere Stanga, a ridosso di via Friburgo, si erano riuniti per manifestare la loro preoccupazione. L'amministrazione comunale, per installare una barriera fonoassorbente a protezione del rumore causato dal traffico e dal passaggio dei treni, ha programmato di abbattere un centinaio di alberi, sostituendoli con 400 nuovi, ma ovviamente molto più piccoli. Ora ecco le novità. Dai 94 alberi che erano in progetto è stato pubblicato proprio pochi giorni fa un nuovo elenco di alberi che verrà abbattuto, sono diventati 119, per cui hanno aumentato gli alberi da abbattere. Per noi questo è ancora chiaramente un colpo al cuore, perché vedete dove siamo immersi nel verde, questa è già una barriera fonoassorbente in sé. Intanto i residenti hanno chiesto di incontrare il sindaco, il quale ha dato loro appuntamento per il 17 novembre. I cittadini sperano che fino ad allora l'abbattimento degli alberi venga congelato in attesa di presentare a Sergio Giordani le proposte alternative. In tutti questi anni la tecnologia è andata avanti, esistono queste barriere verdi alte 9 metri che quindi possono sicuramente proteggere di più, senza considerare che già se venisse rimboscato ulteriormente, reso più fitto questo bosco, nei primi 8 metri vicino alla strada si avrebbe una barriera fonoassorbente naturale. Per venerdì invece è confermato il sit-in di protesta dei residenti davanti al municipio per lanciare un appello da Palazzo Moroni e far conoscere la vicenda alla città.
Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, giusto per completezza di informazione. Vi ricordiamo che siamo scesi sotto quota 60.000 per quanto riguarda i casi di Covid attualmente positivi in Veneto. Il numero delle nuove positività è di poco superiore alle 4.000 unità con i tamponi di ieri. Stanno scendendo in modo piuttosto rapido anche i numeri per quanto riguarda l'area non critica negli ospedali e le terapie intensive, quindi sembra essere in fase di calo questa curva che era emersa nel mese di ottobre. Vedremo poi come proseguirà, ve lo racconteremo come sempre nel nostro telegiornale. Noi ringraziamo Fabio Overin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare assieme ai tecnici, agli operatori nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi, vi diamo appuntamento a TG Bassano, a TG Vicenza di questa sera per tutte le altre notizie e vi auguriamo un buon pomeriggio.